Purtroppo io dico, perché io sono entrato in Lega quando la Lega aveva il progetto secessionista, io credo ancora che è l'unico modo per salvare questo paese, ma purtroppo faccio parte di una minoranza molto stilizzita. L'alternativa all'aspetto democratico è la rivoluzione, ma quando c'è da fare rivoluzioni, i veneti, bisogna girarsi il giro, lo so quando finire che con Dio, ma quando c'è da fare rivoluzioni, i veneti, bisogna girarsi il giro, lo so quando finire che con Dio, perché con le buone abbiamo visto che in 20 anni non abbiamo portato a casa niente, e lo dico come, perlomeno il mio partito, può essere una sconfitta rispetto ai numeri, niente da dire, però i risultati sono questi. Quello che noi abbiamo sempre denunciato c'è, e quello che è stato il progetto politico è ancora attuale, perché è l'unico modo per mettere a posto, estremamente va detto anche dalla TOR, il nemico tra virgolette Roma dal punto di vista del centro della spesa, ma è soprattutto il fatto che ci sia questa disomogeneità. L'unico modo era quello della standardizzazione, e spero che molti oggi lo ha detto che lo farà nella conferenza Stato-Regioni, anche se lui negli Stati Uniti, ma il suo alter ego in conferenza Stato-Regioni, cioè dal punto di vista dei consiglieri regionali, perlomeno verrà preso come modello il Veneto, che è quello che, pur essendo eccessivi i soldi, è quello che costa meno in Italia, e verrà preso come modello per mettere tutti allo stesso valore. E come allo stesso valore deve essere, lo spero prima o poi, che succederà che una siringa che compriamo in Veneto costa X e che una costa 10 volte tanto in altre parti del paese, ma questo è attraverso i costi standard che nessuno ha lo suo.